E veniamo ora al lavoro, al fare impresa. A volte diventa quasi un atto eroico, ma come poter far diventare l'impresa e mettersi in gioco una normale realtà? Se ne è parlato a Portogruaro. Firmato martedì 29 ottobre l'accordo per il sostegno delle imprese della Venezia orientale, accordo stipulato a Portogruaro tra Cofidi Veneziano, Confartigianato Imprese del Veneto Orientale, Confartigianato San Donà di Piave e Banca Popolare Friuladria. Hanno deciso di fare squadra e dare vita al progetto Normali Imprenditori, per far sì che l'imprenditoria territoriale torni ad essere una scelta normale e non più un atto di puro eroismo. Insomma, innanzitutto finanziando quelle che sono le cose che possono essere fatte, per esempio, qua in ambito questa mattina la cosa ha una veste un po' diversa, però sempre anche con la stessa banca. Qualche settimana fa abbiamo sottoscritto un accordo per quanto riguarda il finanziamento della riqualificazione energetica degli edifici. Un aiuto concreto all'impresa quindi non solo attraverso finanziamenti mirati e agevolati, ma anche attraverso la consulenza e il supporto di specialisti dedicati. Un'accurata progettualità e un'attenta preparazione infatti permetterà di superare i tanti no degli istituti di credito, dettati dalla mancanza di un'adeguata preparazione delle imprese, e metterà al sicuro gli stessi futuri imprenditori dal timore della non solvibilità. Noi abbiamo sperimentato proprio con il vissuto di tutti i giorni che bisogna accompagnare l'imprenditore verso il credito, anche con il supporto dei Cofidi e di persone specializzate. A Cofidi Veneziano, società di garanzia del credito, spetterà il ruolo di facilitatore. La società gode già della fiducia di gran parte delle imprese della zona, che costituiscono oggi circa il 33% delle imprese associate. Una fiducia costruita nel tempo grazie alla solidità aziendale e al buon livello di rating assegnato a Cofidi dagli istituti di credito. Una delle cose, delle peculiarità che ha Cofidi Veneziano è quella di avere un patrimonio molto importante. Cioè, cosa vuol dire questo? Vuol dire che i proventi che ci vengono dati da tutti i soldi che noi abbiamo investito ci permettono di poter chiedere delle commissioni ridotte rispetto agli altri operatori simili a noi. Banca Popolare Friuladria, presente nel territorio con le sue 64 filiali, darà il giusto supporto predisponendo un cospicuo plafond per far fronte alle necessità di liquidità di cassa, oltre a impegnarsi a dare risposte certe in tempi brevi e precisi alla richiesta di credito. Noi abbiamo la possibilità di monitorare tutto il percorso del credito, per cui ci siamo impegnati anche con una struttura che abbiamo messo in atto in questo periodo qua, creando dei manager dedicati sul territorio che seguono un gruppo di filiali ristretto, quindi sono in grado di monitorare il processo del credito e dare delle risposte veloci. Sottoscrivendo l'accordo, i partner faranno un ulteriore passo avanti per quanto riguarda la valutazione delle imprese, che non terrà più solo conto di numeri e bilanci, ma anche del know-how e della progettualità futura dell'impresa, restituendo una chance in più a quelle giovani imprese che non hanno ancora un passato, ma che contano di avere presto un futuro.